Signori, guardate che entratina. Ah, sa bella sta rotonda. Voilà. Figata. Vi do il benvenuto in questo nuovissimo video. Mi si è storto il cellulare. Quest'oggi vi porto con me in questi bellissimi colli veneti, Reine, la nostra prima tappa. Tra poco vedremo i due laghi, non mi ricordo il nome, vi rilascio sovraimpressione, non mi ricordo se uno si chiama tipo Santa Maria e l'altro non mi ricordo un cazzo sinceramente. Cazzetto! Ma io che cazzo ne so? Guarda che bello. Oggi affronteremo questi paesaggi così, pieno di vigneti, e più affronteremo due passi, quello dei Pianezze. Comunque sia, vi lascio l'itinerario a fine video, così se qualcuno di voi vuole fare queste belle strade sa dove trovarle. Affronteremo come conclusione il passo del San Boldo, facendolo al ritorno praticamente. Andiamo piano qua, in mezzo alle famiglie così. Sporo se va giù. E figonata, figonata. Molto molto bello. Adesso ci avviamo per andare verso Combai. Signora, grazie, si sposti. Allora, a fine video scrivetemi se conoscete qualche posto qua nelle vicinanze da fare come itinerario, ecco, se magari conoscete qualche strada in più rispetto a queste. Adesso ci avviamo per andare verso Combai, Mura, alla ricerca di un bar. Il problema è che qua in montagna i paesi sembrano quasi tutti uguali. Porca di quella puttana. Ditemi che non è una figata. Castelbrando. Meglio metterla là. Qua le pende veri. Bene, pausa coca fatta. E non quella che va sopra il naso, che non pensate male. Honda Hornet 600. E sta che mi viene fuori del sotto che fa caldo. Anteriore raga, dovreste sentirmi veramente bene perché ho messo a posto il microfono, anche perché è nuovo di pacca. Magari se questo rimane su fa un piacere. Paesaggio caratteristico, tutto fatto in pietra. Combai, sembra quasi arti marziali. Comunque mi sono tappate le orecchie, non sento più una sega. No, si inizia con qualche bella curvetta. Vado una sulla. Che a forza di guardare quell'altro non ho più cagato la strada. Oh là. Allora, possiamo dire che qua è un po' umiditina. Questa strada qua l'ho fatta una volta, non mi fido a passare. Se io ho uno da di sopra mi fionda in pieno. Ora se devo avere uno con la Panda davanti, Dio delle città impanate col culo. State a prendere queste cazzo di foglie. Mi ricordavo che c'era un tratto brutto, ma non così tanto. No, qua già meglio.
Ok, diciamo che è abbastanza impegnativa, infatti non ho mai parlato. Ui, impegnativa. Ma dell'asfalto con una merda. La tratto quello in mezzo al bosco lì è l'unico tratto che è pieno di buche. Fearless.